Giancampione, personaggio popolarissimo in tutto il mondo. Io vorrei soltanto citare un dato che riguarda la carriera, l'attività di questo grande artista. Pensate un po', Giancampione in 10 anni e forse più di 10 anni di carriera ha venduto in tutto il mondo qualcosa come 35 milioni fra dischi e cassette. Veramente un grande traguardo. Grazie Gianni per essere intervenuto. Io ringrazio Racalmuto perché le prime serate le ho fatte a Grotte e a Racalmuto. E cosa ci proponi questa sera? Allora io stasera canterò due canzoni che fanno parte dell'LP che uscirà la settimana prossima. Una mi pare che è una canzone un po' particolare, vogliamo spiegare ecco, il perché? Volevo dire appunto qualcosa su questa canzone, perché è una canzone che tutti conoscono, perché è stata portata al successo da una grandissima cantante e che io, quando la casa discografica me l'ha proposto, non volevo assolutamente cantarla, sì. perché non posso mai raggiungere né il successo né la bravura di Whitney Houston. Sì, ma il particolare è appunto questo, che tu la proponi in siccome è una novità, perché una canzone americana di successo è fatta con un testo in siciliano. Comunque siamo curiosi di vedere quale risultato ha prodotto. E poi cosa ci propone? E l'altra è invece una canzone proprio tipica, tradizionale nostra siciliana. Allora, la prima è Corimè, perché porta il titolo in siciliano e si chiama Corimè. La seconda è La Vesta Nova. A voi Giancampione. D'amori non si mori, questa è la verità, ma soffrire ne fa, e d'una peni grandi, cori me, tu gioia nella vita, non ha avuto quasi mai, ma soffirenza assai, non ti